الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Abbiamo cominciato nella scorsa lezione la storia di Hud alayhi wa ala rasulina as-salatu was-salam e la storia del suo popolo, il popolo di Ad. E abbiamo citato nella scorsa lezione il kufr, la miscredenza che hanno avuto Ad nei confronti del messaggero che Allah subhanahu wa ta'ala ha inviato loro, nei confronti di Hud alayhi salam, e come hanno rifiutato il suo messaggio, e come hanno rinnegato i suoi segni e le sue prove, e come lo hanno deriso, e come gli hanno chiesto di far arrivare, affrettare quello che gli prometteva di castigo di Allah tabaraka wa ta'ala. E siamo arrivati nella scorsa lezione quando Hud alayhi salam invocò Allah azza wa jal contro il suo popolo. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين. Disse Hud: O mio Signore, rendimi vittorioso per ciò che mi hanno rinnegato. Disse: tra molto poco diventeranno fra i pentiti, fra coloro che si pentiranno. Dice Allah azza wa jal: فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. Dunque li prese il grido con la verità e li abbiamo resi secchi, consumati. فبعدا للقوم الظالمين, che siano allontanati, che sia allontanata la gente degli ingiusti, dei malvagi, degli oppressori. فأخذتهم الصيحة. الصيحة in arabo è il grido, l'urlo, e qua intende la punizione di Allah subhanahu wa ta'ala, il castigo di Allah azza wa jal. E come hanno riportato alcuni mufassirin, il grido di Jibril alayhi salam quando è arrivato con la punizione, con il castigo da Allah tabaraka wa ta'ala. فجعلهم غثاء, li ha resi غثاء, secchi, consumati. E غثاء significa anche السيل الغثاء, la corrente غثاء è quando il fiume ad esempio si riempie delle foglie secche, delle erbe e le trasporta. Ecco, Allah azza wa jalla li ha resi come quelle foglie secche buttate, trasportate dalla corrente. فبعدا للقوم الظالمين, che siano allontanati i popoli dei zalimin, ingiusti, che hanno rifiutato il tawhid di Allah azza wa jal. Disse Allah azza wa jal: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Dissero: sei arrivato, Yahud, sei arrivato per allontanarci dai nostri dei, dalle nostre divinità, dalle nostre statue? فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Portaci quello che ci prometti, se sei veramente sincero. Quel castigo che ci stai minacciando, portacelo, faccelo vedere. Se sei veramente sincero, sei tra i sadiqin, sinceri. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Disse: in vero la sapienza appartiene ad Allah e vi riferisco ciò con cui sono stato inviato, però vedo che siete gente ignorante, gente che ignora. Nell'altra ayah disse Allah azza wa jal:
ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. E quando arrivò il nostro ordine, arrivò l'ordine di Allah Azza wa Jal di distruggere il popolo di Ad, disse: salvammo Hud e coloro che hanno creduto insieme a lui con una misericordia da noi, e li abbiamo salvati da un severo castigo. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. Disse: e questi furono Ad. Questo è il popolo di Ad. جحدوا بآيات ربهم. Hanno rinnegato i segni del loro Signore. وعصوا رسله. E hanno disobbedito ai suoi messaggeri. واتبعوا أمر كل جبار عنيد. E hanno seguito l'ordine di qualsiasi tiranno testardo. Hanno seguito le opinioni e le parole dei loro capi, dei mushrikin, dei kuffar. Hanno seguito le loro opinioni e i loro ordini. Qual è il risultato? Dice Allah Azza wa Jal: وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. E furono perseguitati in questo mondo da una maledizione e nel giorno del giudizio, seguiti, maledetti in questa vita e nel giorno del giudizio. ألا إن عادا كفروا ربهم. In vero, Ad sono stati miscredenti, non hanno creduto nel loro Signore. In vero, che siano allontanati, che sia allontanato Ad, il popolo di Hud. Ala bu'dan, allontanati dalla misericordia di Allah Azza wa Jal, allontanati dalla salvezza in questa vita e nell'akhira, allontanati dal Jannah, allontanati da ogni bene. Ala bu'dan li'adin qawmi Hud. Per quanto riguarda i dettagli di come Allah subhanahu wa ta'ala ha distrutto il popolo di Ad, dice Allah subhanahu wa ta'ala: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ ريح فيها عذاب أليم. Quando hanno rifiutato il messaggio di Hud, Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto arrivare la siccità al popolo di Ad. Niente pioggia, tutto secco, 3 anni di siccità. Poi Allah subhanahu wa ta'ala mandò loro le nuvole o una nuvola. E quando la videro dissero: فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. Quando videro questa nuvola che si dirigeva verso la loro valle, قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. Sono rimasti felici, questa è una nuvola che ci arriva con la pioggia. Dice Allah Azza wa Jal: بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ. No, è ciò che avete avuto fretta di vedere. Avete chiesto che sia affrettato. Rihun fiha adabun alim. Un vento che contiene un castigo doloroso. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha. Che distrugge ogni cosa con l'ordine del suo Signore. Il vento, la pioggia, tutto quanto sono esseri di Allah subhanahu wa ta'ala, creati da Allah Azza wa Jal, e li controlla Allah subhanahu wa ta'ala. Questo vento, come dice Allah Azza wa Jal, distrugge ogni cosa con l'ordine di Allah Azza wa Jal. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُم. Al mattino non si vedeva niente se non le loro abitazioni. È riportato da Muhammad ibn Ishaq, rahimahullah, una storia per quanto riguarda il popolo di Ad
nel loro castigo, e questa storia è riportata anche nel Musnad dell'Imam Ahmad, e diversi mufassirin nel spiegare le ayat del Quran hanno riportato questa storia, compreso At-Tabari rahimahullah. In questa storia dice: quando hanno rifiutato se non la miscredenza e il non credere in Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala ha fermato la pioggia su di loro per 3 anni, finché furono sopraffatti da questo, sopraffatti dalla siccità. E la gente di quel tempo, quando venivano sopraffatti da qualcosa, chiedevano ad Allah Azza wa Jal di risolvere la loro situazione, di dare una soluzione, e lo facevano nel suo haram, a Mecca, nella moschea di Allah Azza wa Jal, Baytullah Azza wa Jal, a Mecca, e già a quel tempo la conoscevano. E vedremo inshallah, quando parleremo di Ibrahim alayhi salam, vedremo la differenza fra i sapienti sulla costruzione del Kaaba. C'è chi dice che l'ha costruita Ibrahim alayhi salam, c'è chi dice che l'ha costruita Adam alayhi salam, c'è chi dice che l'hanno costruita gli angeli prima di Adam alayhi salam. E questo lo vedremo inshallah quando arriveremo alla storia di Ibrahim alayhi wa ala rasulina salatu wassalam. Quindi hanno mandato una loro delegazione a Mecca per pregare e chiedere ad Allah Azza wa Jalla di far scendere la pioggia. E Mecca a quel tempo era abitata da un popolo chiamato Al-Amaliq, dalla discendenza di Imliq, figlio di Laud, figlio di Sam, figlio di Nuh. E il loro signore, il loro capo in quel tempo, era un uomo chiamato Muawiyah ibn Bakr, Muawiyah figlio di Bakr. E sua madre, la madre di questo Muawiyah ibn Bakr, faceva parte del popolo di Ad, quindi aveva una parentela con il popolo di Ad. Quando arrivò la delegazione ed era guidata da un uomo chiamato Qayl ibn Anas, si fermarono da Muawiyah ibn Bakr, il capo dei Amaliq, ed era un loro parente. Si fermarono ospiti da lui prima di entrare a Mecca. E quando arrivarono da lui come ospiti, rimasero da lui 1 mese a bere il khamr, bere alcol, e a divertirsi con le cantanti, con la musica, con le canzoni, finché il Muawiyah ibn Bakr, rimasto perplesso, questi sono arrivati per chiedere ad Allah subhanahu wa ta'ala di far scendere la pioggia dopo 3 anni di siccità, e l'ha preso il male per il suo popolo e si è vergognato di mandarli via. Allora scrisse una poesia, o recitò una poesia, e per la vergogna di dirla la insegnò alle sue cantanti e loro la cantarono ai suoi ospiti. Ovviamente tradurre la poesia in italiano difficile, perché oltre al significato si perde anche tutto il senso dietro. Ma in questa poesia conteneva il dolore che stava vivendo Ad, e questi invece di chiedere ad Allah Azza wa Jalla pioggia si sono fermati a divertirsi, a bere alcol. Dice in questa poesia: Ala ya qaylu wayhaka qum fahaynam la'alla Allah yamnahuna ghamama فيسقي أرض عاد إن عادا قد أمسوا لا يبينون الكلام من العطش الشديد فليس نرجو به الشيخ الكبير ولا الغلام وقد كانت نساؤهم بخير فقد أمست نساؤهم أياما يعني لا أزواج لهم وإن الوحش يأتيهم جهارا ولا يخشى لعادا سهاما وأنتم هاهنا فيما اشتهيتم نهاركم وليلكم تماما فقبح وفدكم من وفد قوم ولا لقوا التحية والسلامة. فغنوا القانيات، غنوا هذه الأبيات لهؤلاء القوم. Quando hanno cantato queste strofe si sono svegliati. Allora sono alzati e sono andati nella casa di Allah subhanahu wa ta'ala e hanno invocato Allah Azza wa Jal. Qayl ibn Anas invocò Allah Azza wa Jal di far scendere la pioggia. Allora Allah subhanahu wa ta'ala creò 3 nuvole,
una bianca, una rossa e una nera. E una voce dal cielo chiamò Qail e disse: scegli per te stesso e per il tuo popolo da queste nuvole. Disse Qail: scelgo la nuvola nera, poiché la nuvola nera è quella piena di acqua. Allora la voce disse: اخترت رمادا مددا لا تبقي من عاد أحدا لا والدا يترك ولا ولدا إلا جعلته همدا إلا بني اللودية الهمدا. Disse: hai scelto Ramadan Madada, hai scelto cenere continua che non si ferma, la tubqi min adin ahada, che non lascerà di Ad nessuno vivo, la walidan yutrak wala walada, nessun genitore verrà lasciato e nessun figlio che non venga spento, che non venga fatto morire, tranne Bani al-Ludiya al-Hamada. Bani al-Ludiya erano un gruppo, un ramo del popolo di Ad che abitavano a Mecca e furono risparmiati dal castigo di Allah Azza wa Jal. Vi ricordate che all'inizio della scorsa lezione vi ho citato che ci sono due Ad, Adan al-Ula e Adan al-Thaniya. Sono due popoli di Ad. Allah Azza wa Jal li ha citati nel Quran. Ad esempio, في سورة النجم disse: وأنه أهلك عادا الأولى, ha distrutto Ad la prima. E anche في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. Ad Iram era la prima Ad. E si dice, wallahu a'lam, che questi che furono risparmiati, questo ramo di Ad, questi furono Ad al-Thaniya, il secondo popolo di Ad, che anche questi poi, dopodiché Allah Azza wa Jalla ha castigato anche loro. Wallahu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla ne sa di più. Disse Allah subhanahu wa ta'ala: ha guidato questa nuvola nera che ha scelto Qail ibn Anas con ciò che conteneva questa nuvola di castigo fino alle terre di Ad, e uscì verso di loro da una valle chiamata Al-Mughith, e quando l'hanno vista sono rimasti contenti inizialmente e hanno detto: هذا عارض ممطرنا, questa è una nuvola che ci arriva con la pioggia. Dice Allah Azza wa Jal: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. In vero è ciò che avete chiesto di affrettare, un vento che contiene un castigo doloroso. تدمر كل شيء بأمر ربها, distrugge ogni cosa con l'ordine di Allah Azza wa Jal. Ogni cosa che era davanti a sé la distruggeva. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. وأما عاد, e invece Ad furono distrutti con una rih, con un vento, sarsarin atiyah. Al-rih, al-sarsar, nel tafsir è riportato che è il vento, al-sarsar, freddo, così freddo che brucia, così come brucia il fuoco. E si dice che sia il vento dal forte rumore, un vento da un rumore assordante. Atia, l'ha chiamato Allah, questo vento l'ha chiamato Allah Azza wa Jal Atia. Al-Ati, il disobbediente, che dalla disobbedienza di questo vento è scappato dal controllo dei loro custodi. Voi sapete che Allah Azza wa Jal, dagli angeli che ha creato, sono custodi delle piogge, come Michael, custodi delle montagne, come l'angelo delle montagne che Allah Azza wa Jal ha mandato al profeta sallallahu alaihi wasallam. Dalla rabbia di questo vento è uscita dal controllo dei suoi custodi. Perché si è arrabbiato questo vento? La sua rabbia per la rabbia di Allah Azza wa Jal. E le creature di Allah Azza wa Jal, come i cieli, la terra, tutto si arrabbia per la rabbia di Allah tabaraka wa ta'ala. Disse: sakharaha alayhim, la mandò contro di loro 7 notti e 8 giorni continui.
7 notti e 8 giorni continui di questo vento che distruggeva ogni cosa con l'ordine di Allah Azza wa Jal. E Hud alayhi salam si rinchiuse in una hadira, una fattoria isolato, con coloro che l'hanno seguito dei mu'minin, e niente di questo castigo li ha colpiti. Per loro invece il vento era un vento dolce, soffice, che li ha fatti riposare. Mentre il vento sul popolo di Ad, come dice Ibn Kathir, وَإِنَّهَا لَتَمُرُّ عَلَى عَادٍ بِالطَّعْنِ فِيمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَتَدْمَغُهُمْ بِالْحِجَارَةِ. Un vento che colpiva il popolo di Ad e li sbatteva, li sfracellava contro le rocce. La ilaha illallah. Disse Allah Azza wa Jal: فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. Disse, e vedi in essa, in questo castigo, in questo vento, vedi la gente riversa a terra, come se fossero tronchi cavi di palme. Avete presente la palma, l'albero della palma? Senza testa, cavo, solo il tronco, cavo. E Allah Azza wa Jal ha fatto questo esempio della palma senza la sua testa, cavo dentro, perché, come dice Ibn Kathir, il vento prendeva uno di loro e lo alzava in cielo, poi lo ribaltava e lo sbatteva e lo sfracellava a terra, e la sua testa si staccava dal suo corpo, rimaneva solo il corpo senza testa. Per questo motivo Allah subhanahu wa ta'ala disse: Inna arsalna alayhim rihan sarsara fi yawmi nahsin mustamir تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Disse Allah Azza wa Jal: abbiamo scatenato su di loro un vento tempestoso in un giorno nefasto, continuo, interminabile, che strappava gli uomini come fossero tronchi di palme sradicate. Un vento che strappava gli uomini così come l'albero viene sradicato, la palma viene sradicata dalla terra. E per darvi un esempio della potenza, la palma non si sradica da terra. In un hadith del Rasul sallallahu alaihi wasallam, il hadith parlava delle foglie. Nell'esempio che si fa sulla palma è che il credente, il mu'min, è come la palma, perché anche se arriva vento, la palma si piega, ma molto difficilmente si rompe. Ma Allah Azza wa Jalla ha fatto questo esempio per indicare la potenza di questo vento qui. Perché l'esempio col mu'min, il credente? Perché il credente, nonostante tutte le avversità della vita, le difficoltà, le prove, si piega ma mai si rompe. Questo è l'esempio fra il mu'min, il credente, e la palma. Ma Allah Azza wa Jalla disse: questo vento strappava i corpi, strappava gli uomini come le palme vengono sradicate da terra. Dice Allah Azza wa Jal nell'altra ayah: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ. E in Ad vi è un segno, quando mandammo su di loro il vento sterile. Un vento sterile non porta bene, non porta nuvole, non porta pioggia. Un vento sterile porta solo adab, solo castigo, solo punizione. Ma tadharu min shay'in atat alayhi illa ja'alathu karramim. Un vento che nulla lasciava nel suo percorso senza ridurlo in polvere. Diceva sallallahu alaihi wasallam nel hadith nel Bukhari e Muslim: nusirtu bis saba wa uhlikat 'adun bid dabur. Nusirtu bis saba, sono stato reso vittorioso con as-saba. E saba è il vento che soffia da oriente, dal mashriq. Wa uhlikat 'adun bid dabur. E Ad è stata distrutta con ad-dabur. Il dabur è il vento che soffia da occidente. Il profeta sallallahu alaihi wasallam cosa intendeva con sono stato reso vittorioso con as-saba, il vento che soffia da oriente? Cosa intendeva? نعم نعم متى الله عز وجل
أرسل الريح مددا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ غزوة ماذا؟ لا، ليس في غزوة بدر، في غزوة الأحزاب. في الأحزاب، غزوة الخندق. La battaglia del Khandaq, del fossato, Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato il vento che ha sradicato le tende dei mushrikin, e ha ribaltato le loro pentole e li ha costretti a battere in ritirata. Dice Allah Azza wa Jal: Ya ayyuhalladhina amanu dhkuru ni'matallahi alaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. Dice Allah Azza wa Jal: O voi che credete, ricordate la misericordia o la grazia di Allah Azza wa Jal su di voi, quando vi sono arrivati soldati, eserciti, e abbiamo mandato contro di loro vento e un esercito che non avete visto. Il vento, fratelli, è un soldato di Allah Azza wa Jal. Walillahi junudu samawati wal ard. Ad Allah Azza appartengono i soldati dei cieli e della terra. Torneremo a questo a fine lezione. Wa uhlikat Aadun bid-Dabur. Allah Azza wa Jal ha distrutto Aad con ad-Dabur. طيب. La ilaha illallah. Come dicevamo, fratelli, per chiudere la storia di Hud, il vento, fratelli, è un soldato di Allah tabaraka wa ta'ala, così come l'alluvione nella storia di Nuh, l'acqua, i mari, la pioggia, sono tutti soldati di Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah Azza wa Jalla, fratelli, vede ogni cosa ed è testimone di ogni cosa. E se Allah subhanahu wa ta'ala vuole distruggere un popolo, non possono fare niente. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Popoli che erano molto più potenti di noi. Nelle ayah che abbiamo letto nella preghiera, disse Allah Azza wa Jal: وَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ. E mentre Ad furono superbi nella terra, بِغَيْرِ الْحَقِّ, senza la verità. وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً. E dissero: chi è più potente di noi? Guarda, quelli che dicono oggi ormai con la scienza nessuno ci batte. Ad dissero: chi è più potente di noi? Dice Allah Azza wa Jal: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً. Non hanno forse visto che Allah, che li ha creati, è più potente di loro? وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ. E rinnegavano i nostri segni. Così Allah Azza wa Jal li ha distrutti con uno dei suoi soldati, con il vento. E il profeta sallallahu alaihi wasallam viveva questo sentimento, come ha riportato fi Sahih Muslim, che il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando soffiava il vento, diceva: Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. Ya Allah, io ti chiedo il suo bene e il bene che c'è nel vento. Il vento in arabo è femminile, in italiano è maschile. Ya Allah, io ti chiedo il suo bene e il bene che c'è in esso e il bene con cui è stato inviato. E mi rifugio in te del suo male e il male che c'è in esso e il male con cui è stato inviato. E riferisce Aisha radiallahu ta'ala anha, il hadith riportato nel Bukhari e Muslim, dice: se il profeta sallallahu alaihi wasallam vedeva nuvole o vento, si vedeva nel suo viso, il suo viso cambiava sallallahu alaihi wasallam. Diceva Aisha: Ya Rasulallah, la gente se vede le nuvole sono felici e contenti per la speranza che arrivi la pioggia, e tu ti vedo che si vede nel tuo viso l'odio o che qualcosa non va. Disse sallallahu alaihi wasallam: Ya Aisha, chi mi assicura che non ci sia in essa un castigo? Allah Azza wa Jal ha castigato il popolo di Nuh con il vento e il popolo di Ad hanno visto la nuvola
e hanno detto questa è una nuvola che ci porterà la pioggia, e invece in essa c'era un castigo per loro. Ovviamente qua non c'è da meravigliarsi sul fatto che ha detto che Nuh è stato distrutto con il vento. Noi sappiamo che c'è stata l'alluvione e questo non vieta che con l'alluvione Allah Azza wa Jalla ha aperto i cieli con la pioggia e ha aperto le terre con l'acqua. Questo non vieta che ci sia anche il vento. E noi sappiamo benissimo quando si mescola il vento con la pioggia, solamente noi, se piove tanto e soffia vento, non riesci neanche a camminare per strada. Quindi non vieta, quindi non c'è nessun problema del fatto che il profeta sallallahu alaihi wasallam ha detto che Allah Azza wa Jalla ha castigato Nuh con il vento. Allahu al-musta'an. Quindi cari fratelli, Allah subhanahu wa ta'ala è il potente e nessuno è più potente di Allah tabaraka wa ta'ala. Vedete tutta questa tecnologia in cui siamo arrivati, o questi popoli che pensano di essere più forti di qualsiasi cosa. Allah subhanahu wa ta'ala è in grado, azza wa jal, è in grado subhanahu wa ta'ala di annientare chi vuole, come vuole, azza wa jal. Allah subhanahu wa ta'ala ha distrutto Nuh, il popolo di Nuh, l'ha distrutto con l'alluvione, con l'acqua. E ha distrutto il popolo di Ad con il vento. E ha mandato l'angelo delle montagne per distruggere il popolo di Quraysh. Ma il profeta sallallahu alaihi wasallam non ha voluto questo. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. E ad Allah Azza wa Jalla appartengono i soldati dei cieli e della terra. Guarda solo questo virus. Adesso lasciamo stare virus creato o naturale, lasciamo stare questo. Ma pensa se Allah Azza wa Jal manda un virus. Abbiamo visto cosa è successo. Con questo piccolo virus cosa ha fatto? Pensa se Allah Azza wa Jal manda qualcosa di più potente di questo. Dove finisce la tecnologia o la scienza? Allah subhanahu wa ta'ala è il potente e vede ogni cosa ed è testimone di ogni cosa. Noi non siamo minimamente grandi e potenti come lo erano il popolo di Ad. Allah Azza wa Jal ha ricordato loro della potenza che ha dato loro. Cosa siamo noi in confronto a loro? E guarda, Allah Azza wa Jal distrugge ogni popolo castigandolo per le grazie che Allah Azza wa Jal gli ha dato e non hanno ringraziato. Allah Azza wa Jal ha dato loro corpi potenti, castelli, case. Allah Azza wa Jalla ha mandato il vento che ha distrutto ogni cosa. Ha distrutto loro, ha distrutto quei corpi che non hanno ringraziato per la potenza che ha dato loro Allah Azza wa Jalla. E ha distrutto i castelli che hanno costruito, le case che hanno costruito. E hanno distrutto ogni cosa con cui si sentivano superiori. Questo impariamo dalla storia di Hud, cari fratelli. Che Allah Azza wa Jalla è il potente. E nessuno raggiunge la potenza di Allah subhanahu wa ta'ala e nemmeno si avvicina alla potenza di Allah Azza wa Jal. E noi sappiamo che nel giorno del giudizio, quando Allah Azza wa Jal farà morire ogni cosa in questa dunya, in questa vita terrena, Allah Azza wa Jal piegherà i cieli e la terra nella sua mano e dirà: Ana al-Malik, aina mulukul ard. Io sono il re. Dove sono i re della terra? Tutti questi 7 cieli e le terre, tutti li piegherà Allah subhanahu wa ta'ala con la sua mano azza wa jal. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Dice Allah azza wa jal: وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. E non hanno valorizzato Allah Azza wa Jal il suo giusto valore. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا, tutta la terra sarà nel suo pugno nel giorno del giudizio. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, i cieli saranno piegati nella sua mano destra. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Che sia lodato e glorificato da ciò che li associano, subhanahu wa ta'ala. Quindi, caro fratello, ricorda che hai un Dio, un Signore potente, subhanahu wa ta'ala. Il mu'min, quando sa la potenza di Allah Azza wa Jal, niente lo butta giù, perché sa che ha un Signore potente. Ora, se tu fossi
facessi parte di un paese. Faccio un esempio molto facile. Guardate ad esempio i turchi oggi, come si sentono forti. Perché sanno che hanno un paese alle spalle. Se succede qualcosa Erdogan manda... Questo, tante cose che si sentono il giorno d'oggi. Poi che sia verità o non verità, ma vedi come si sentono forti per questo. E questo ha niente. Ma quando tu come credente sai che hai Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, quando Musa alayhi salam era davanti al mare, vedremo nelle storie più avanti questo, l'esercito di Fir'aun dietro, un esercito dietro, e Musa alayhi salam da solo con pochi uomini, donne, bambini, e il mare davanti. Il mare davanti e l'esercito dietro, cosa fai? Tutte le porte chiuse. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. Dissero i compagni di Musa, saremo raggiunti. قال كلا إن معي ربي سيهدين. No, ho con me il mio Signore mi guiderà. Allah Azza wa Jal ha ordinato a Musa di colpire il mare col suo bastone. E Allah Azza wa Jal quel mare impetuoso l'ha aperto in due. Ed è passato il popolo di Musa, e quando è passato Fir'aun, Allah Azza wa Jal ha fatto sfracellare quell'acqua sul popolo di Fir'aun, sull'esercito di Fir'aun. E anche il contrario, fratelli. Quando il popolo di Ibrahim alayhi salam l'hanno buttato nel fuoco, quel fuoco che neanche riesce a avvicinarti, l'hanno buttato nel fuoco, e si tramanda negli Athar, questo l'ho citato anche la scorsa lezione, che arrivò Gibril alayhi salam da Ibrahim quando era in volo, quando è stato buttato nel fuoco, e gli ha detto: alaka indi haja, hai qualcosa, qualche bisogno che ti aiuto? Disse: da te no, ma da Allah. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Il risultato: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Abbiamo detto: oh fuoco, sii freschezza e benessere per Ibrahim. Fuoco che brucia è stata una freschezza e un benessere per Ibrahim, perché tutto, ogni cosa va secondo l'ordine di Allah Azza wa Jal. Ad Allah Azza wa Jal appartengono i soldati dei cieli e della terra. Questa, da qua deriva la forza del credente, del mu'min. Mai si sente debole quando hai un Signore sopra di te, che ti protegge, che ti aiuta. E Allah Azza wa Jal ha promesso e ha detto: inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. Noi renderemo vittoriosi i nostri messaggeri e i credenti nella vita terrena, ويوم يقوم الأشهاد, nel giorno del giudizio. هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.